Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disoccupazione giovanile, fuga di cervelli, elevata illegalità frenano la crescita della Calabria. Rischio povertà per un calabrese su 2, secondo la CGA di Mestre e la Confcommercio. L'allarme della Coldiretti per i danni alle imprese agricole provocati dalla violenta mareggiata dei giorni scorsi. La coltura più colpita è la cipolla rossa. Ammonterebbero a 5 milioni di euro le perdite per gli agricoltori. Gli assessori comunali di Cosenza, Spataro e Vigna in attesa della notifica prefettizia prevista dalla legge Severino dopo la condanna in appello nel processo Tesi. Paura questa mattina in pieno centro a Cosenza per l'incendio scaturito all'interno di un palazzo, tempestivi i soccorsi, nessun ferito. Approvati i progetti delle opere complementari per il nuovo ospedale di Vibo Valentia ad aprire l'apertura dei cantieri. La vice capolista Trapani di scena arrende, vietato distrarsi per il Cosenza che affronta l'Acragas, il Catanzaro in trasferta a Monopoli, posticipo a Siracusa per la Regina. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Apriamo con una notizia di cronaca: un imprenditore, Carmine Valente, di 69 anni, è morto in un incidente sul lavoro accaduto a Cirò-Marina, centro nel quale la vittima in passato era stato anche assessore comunale. Valente era titolare di un'impresa edile e nel momento dell'incidente stava lavorando sul terrazzo senza parapetto di un edificio di 3 piani. L'uomo, presumibilmente per essersi sporto troppo, ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto, decedendo sul colpo. Inutili sono stati i soccorsi del 118, sul posto anche i carabinieri di Cirò-Marina che hanno avviato le indagini insieme agli ispettori del lavoro dell'ASP di Crotone. Parliamo adesso della Calabria, sempre più povera, è quanto certificato dalla CGA di Mestre e da Confcommercio: disoccupazione giovanile, fuga di cervelli, elevata illegalità, i mali della nostra regione. Isabella Roccamo, sentiamo. I dati sono sempre più drammatici, la Calabria stenta ad agganciare la ripresa e oggi 2 studi confermano la difficile situazione che si registra nella nostra regione. Iniziamo dal report della Confcommercio, in cui si evidenzia come la Calabria sia sempre più povera. Disoccupazione giovanile, fuga di cervelli, elevata illegalità frenano la crescita e la Calabria registra indici negativi sui principali parametri economici con cui si testa lo stato di salute di un territorio, ad iniziare dal numero dei residenti. Tra il 2001 e il 2007 la regione ha perso 53.000 abitanti e solo nell'ultimo biennio 11.000 persone hanno lasciato la loro terra, di cui 7.000 solo nell'ultimo anno. Insomma, molti calabresi fanno le valigie per raggiungere aree del paese più ricche, anche perché qui è difficile trovare un lavoro, già perché la Calabria detiene stabilmente la prima posizione tra le regioni con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Nel 2016, ultimo dato Istat disponibile, si registra il 58,7% di giovani senza lavoro ed è il valore più alto registrato in Italia. L'altro studio è quello della CGA di Mestre, dove si evidenzia un aumento del rischio povertà o di esclusione sociale che in Calabria, pensate, raggiunge il 46,7%, mentre il dato medio nazionale si attesta sul 30%. Nello studio si evidenzia come le misure economiche di austerità e rigore imposte in questi ultimi anni di crisi e volte a mettere in sicurezza i conti pubblici abbiano determinato uno smisurato aumento delle tasse, una fortissima contrazione degli investimenti pubblici e un corrispondente taglio del welfare. Insomma, il risultato ottenuto è stato drammatico e in Calabria in particolare un cittadino su 2 si trova in una situazione di grave deprivazione. La politica del rigore ha determinato anche un calo considerevole degli investimenti, scendendo di oltre 20 punti percentuali. Così, nonostante i sacrifici richiesti alle famiglie e alle imprese, il rapporto debito-PIL è aumentato di oltre 30 punti, attestandosi lo scorso anno al 131,6%. Sempre secondo lo studio della CGA di Mestre, inoltre, a pagare maggiormente il prezzo della crisi è stato il ceto medio produttivo, che ancora oggi fatica ad agganciare la ripresa. E ammonterebbero a 5 milioni di euro i danni provocati all'agricoltura dalla violenta mareggiata dei giorni scorsi sul Tirreno
Cosentino e Catanzarese. La stima è fatta da Coldiretti. Rosalba Baldino, sentiamo. Il mare ha seppellito le colture e i campi sommersi dall'acqua della mareggiata violenta dei giorni scorsi. Qui siamo a Nocera Terinese, le aziende agricole fortemente penalizzate, si è ancora nella fase della ricognizione, ma c'è già una prima stima dei danni. Le colture più colpite sono gli ortaggi, in particolare la cipolla rossa di Tropea, soprattutto il cipollotto, che era il periodo in cui veniva coltivato e poi ovviamente messo sul mercato. E sicuramente ci sono stati danni anche agli impianti di irrigazione del consorzio di bonifica e delle aziende agricole. Una prima stima di tutto questo ci porta a valutarlo intorno ai 5 milioni di euro, tant'è che adesso abbiamo invitato la Regione a procedere subito con i sopralluoghi, perché per tentare di recuperare qualcosa, speriamo che ci riusciamo, gli agricoltori devono poter trapiantare di nuovo cipollotto rosso di Tropea, perché sennò perderebbero completamente l'annata orticola 2018. La cipolla rossa, lo avete sentito, tra le più danneggiate, uno dei prodotti molto richiesti per i consumatori. Ci saranno variazioni di prezzo? Speriamo di no, e anche perché se facciamo presto i sopralluoghi e quindi possiamo ripristinare la produzione, non dovremmo avere grossi problemi verso il consumatore. Ovviamente a noi ci interessa soprattutto fare in modo che le aziende agricole possano coltivare questo prodotto importante, sperando che nell'anno recuperiamo la produzione. Torniamo adesso sul processo Tesi, perché cosa faranno gli assessori del comune di Cosenza, Spataro e Vigna dopo la sentenza di condanna in appello nel processo Tesi? Si dimetteranno come richiesto da Carlo Guccione e Nicola Morra senza attendere gli effetti della legge Severino, o aspetteranno il decreto che determinerà la sanzione prevista? Gianluca Pasqua, sentiamo. Il caso Tesi e gli effetti della legge Severino è l'argomento della settimana a Palazzo dei Bruzzi, e lo sarà anche nei prossimi giorni, quando si comprenderanno le intenzioni degli assessori Spataro e Vigna, finiti nel mirino del PD e del Movimento 5 Stelle, che tramite Carlo Guccione e Nicola Morra ne hanno chiesto la rimozione da parte del sindaco Occhiuto dopo la conferma in appello della condanna nell'ambito della vicenda giudiziaria che ha visto la bancarotta della società informatica della regione, di cui i due erano consiglieri di amministrazione. Revoca, o meglio dimissioni dei due assessori prima che giunga la scure della Severino? Non se ne parla neanche. Spataro e Vigna attenderanno che l'iter previsto dalla norma si concluda con la notifica da parte del prefetto all'amministrazione comunale della sanzione comminata dal Ministero dell'Interno come previsto dall'articolo 11 della legge sulla incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive di governo. Un passaggio senza il quale i due componenti della Giunta Occhiuto non conoscerebbero l'entità della sospensione comminata e dunque vivrebbero nell'incertezza anche in futuro, quando verrà il momento di candidarsi o essere nominati per un altro incarico pubblico. Una posizione attendista comprensibile da parte di Spataro e Vigna, che avendo subito una condanna in secondo grado superiore ai 2 anni, rientrano nella fattispecie prevista dalla legge Severino, ma fatto salvo il diritto di impugnare il provvedimento di sospensione e di proseguire in Cassazione l'iter giudiziario, hanno tutto l'interesse a conoscere la durata in mesi della sospensione derivante dalla condanna per poter programmare eventuali candidature o disponibilità di governo. I precedenti non mancano, basta guardare la vicina Campania e i casi De Magistris De Luca. Adesso torniamo a parlare di cronaca con una rettifica, torniamo ad occuparci della vicenda dei bus della ditta Perrone di Fagnano Castello nel Cosentino, 9 automezzi danneggiati e non dati alle fiamme come erroneamente riportato ieri. In particolare sono stati infranti i lunotti degli automezzi, come segnalato dagli autisti ieri mattina. Sull'accaduto indagano i carabinieri di San Marco Argentano. Adesso una notizia che arriva dal Catanzarese: un'intimidazione nei confronti del sindaco di Cortale Francesco Scalfaro, di 59 anni, eletto con una lista civica di centrosinistra. Persone non identificate hanno lasciato appesa al cancello della villa di Scalfaro, dove comunque il sindaco non risiede, una busta contenente un ordigno cui era stato attaccato con nastro adesivo anche un accendino. È stato lo stesso Scalfaro ad avvertire i carabinieri della compagnia di Girifalco della presenza dell'ordigno
dell'ordigno. I militari giunti sul posto hanno circoscritto la zona ed eseguito i primi accertamenti. Sul posto sono arrivati gli artificieri dell'arma che hanno rimosso l'ordigno e l'hanno fatto poi brillare in condizioni di sicurezza. Non è la prima volta che Scalfaro subisce minacce. I carabinieri non escludono al momento alcuna ipotesi circa il movente dell'accaduto e stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. 3 operai sono rimasti leggermente intossicati questa mattina a Cosenza a causa dell'incendio del tetto di un palazzo in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. L'edificio in cui si è verificato l'incendio è situato in una zona centrale della città. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno immediatamente circoscritto le fiamme. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito. I carabinieri di Cosenza hanno arrestato un 42enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 25 panetti da 100 grammi l'uno di hashish avvolti in 5 involucri di cellophane ben nascosti all'interno di uno zainetto che portava sulle spalle. La droga sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 1500 dosi per un guadagno di oltre 30.000 euro. 40 kg di sigarette di contrabbando sequestrate dalla Guardia di Finanza a Palmi, arrestato un 24enne palermitano. L'uomo era a bordo di un autobus di linea diretto a Palermo, è stato sottoposto a controllo nei pressi degli imbarchi dei traghetti. L'atteggiamento del 24enne insospettiti finanzieri. Grazie al fiuto del cane della Guardia di Finanza, nelle valigie dell'uomo sono state trovate 171 stecche di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Prima prende a bastonate i figli, poi tenta di accoltellarli, accaduto a Satriano Marina nel Catanzarese, dove un 71enne è stato arrestato per violenza privata e lesioni personali aggravate. Individuata dai carabinieri di Reggio Calabria una piazza di spaccio nella città dello Stretto, in manette 3 persone, un 38enne marocchino, un 43enne e un 17enne Regini. In un'abitazione abbandonata in uso ai 3, i militari hanno trovato 40 grammi di cocaina. Cambiamo adesso argomento. Approvati i progetti delle opere complementari per il nuovo ospedale di Vibo Valentia, ad aprire l'apertura del cantiere. Sentiamo. Eppur si muove, si potrebbe dire, parafrasando argomenti e storie ben più importanti. La battuta serve per commentare una notizia che a Vibo Valentia sembra aver colto di sorpresa anche i più ottimisti. Stiamo parlando dei lavori per il nuovo ospedale, una chimera ultra trentennale che sembra ormai irraggiungibile e che invece inaspettatamente ha dato segni di risveglio. Tutto questo perché è giunta in città la notizia che sono stati approvati con decreti del RUP, ovvero il responsabile unico del procedimento, i progetti definitivi delle opere complementari idrauliche e stradali connesse alla realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Si tratta di opere indispensabili per la regimentazione delle acque della parte alta del bacino del Fosso Calzone, uno dei punti cruciali a causa dei quali i lavori non sono mai realmente iniziati, malgrado numerose prime pietre siano state solennemente festeggiate negli anni, nonché lavori per assicurare l'accesso stradale in sicurezza al nuovo presidio, quando mai ci sarà, attraverso una rotatoria e la creazione di corsie stradali dedicate al transito delle ambulanze. Intanto, in attesa dei pareri che saranno espressi in sede di conferenza dei servizi e dell'emissione del rapporto finale di verifica da parte del soggetto verificatore, sono stati già emessi specifici ordini di servizio per l'avvio della progettazione esecutiva degli interventi, che dovrà essere consegnata all'amministrazione regionale entro 30 giorni dall'emanazione del relativo ordine di servizio, che consentirà l'avvio dei cantieri entro il prossimo mese di aprile, come da impegni assunti dalla regione nel corso del tavolo di monitoraggio presso la prefettura di Vibo Valentia. Insomma, che sia davvero la volta buona. Restiamo nel Vibonese perché un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha distrutto ad Acquaro un'autovettura parcheggiata nelle adiacenze del palazzo municipale. L'auto è di proprietà di una casalinga di 37 anni. Ad accorgersi delle fiamme che in poco tempo hanno divorato il mezzo sono stati alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La proprietaria dell'auto andata distrutta è la figlia del titolare di un'impresa che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani in diversi comuni della provincia. Parliamo adesso di politica perché l'Italia del Meridione riparte da Rende, primi step tesseramento e congresso a giugno. Orlandino Greco detta la linea politica. Rosalba Baldino, sentiamo.
Ripartire dalla politica, dalla polis aristotelica, uno spazio pubblico a cui partecipano i cittadini, ancora polis dal significato originario, quello cioè dell'amministrare per il bene di tutti. La dimensione sociale dimenticata dai partiti e ricordata dagli elettori nell'ultima consultazione elettorale. Italia del Meridione arrende, ricomincia dall'analisi del voto e dalla territorialità, dal radicamento sui territori, dalla militanza. All'incontro ci sono molti sindaci. Il progetto politico che fa capo al consigliere regionale Orlandino Greco punta sull'identità del Sud, sulla responsabilità condivisa. Primo step il tesseramento, poi il congresso imminente. Chiamata a raccolta dei militanti in un momento in cui a Roma si decide sulle sorti del nuovo governo, i partiti si interrogano. Noi siamo qua a dire che ci organizziamo perché vogliamo ritornare tra la gente, vogliamo prendere diciamo come esempio quello che è stato anche il risultato elettorale, un risultato che ha sancito la fine dei partiti centralisti, ma ci dice una cosa inequivoca: il cittadino vuole partecipare. E noi oggi siamo qua per lanciare questa campagna di tesseramento e il congresso che si farà nel mese di giugno. Le forze politiche devono darci conto e con noi sedersi al tavolo della politica per discutere le strategie calabresi e nazionali. A proposito di politica, c'è una nota giunta in redazione per l'intitolazione del planetario allo studioso cosentino Amico. Solo attraverso il pieno riconoscimento delle nostre vicende storiche si può creare un senso di appartenenza ad una comunità, un condiviso e positivo senso di cittadinanza ispirato dalla propria storia e dai valori simbolici ad essi collegati. Con questo appello alcuni noti professionisti cosentini chiedono al primo cittadino di Cosenza l'intitolazione del planetario a Giovan Battista Amico e non a Stephen Hawking, l'astrofisico inglese recentemente scomparso. Amico, scrivono, è uno dei più importanti studiosi del Rinascimento cosentino, assassinato a soli 27 anni e merita di essere ricordato con tutti gli onori della sua città. Adesso parliamo della Regione Calabria che sta partecipando alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, mostra i prodotti enogastronomici della nostra regione. Ruolo da protagonista per la Calabria, presente alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli con un proprio padiglione ed una importante iniziativa enogastronomica. Fino a domenica alla Calabria è infatti affidato il ristorante ufficiale di cui usufruiscono tutti gli espositori della fiera, con chef e prodotti enogastronomici calabresi. Noi puntiamo molto sul fatto che in Calabria c'è anche una cultura del benessere, è la patria della dieta mediterranea, c'è una cultura del vivere e del mangiare bene, e oggi il turismo, che è un turismo che non è più il turismo mordi e fuggi, ma è un turismo esperienziale, si rivolge anche a questo tipo di aspetti e noi stiamo cercando di valorizzarli, e questa vetrina della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli è una vetrina importante e abbiamo scelto di essere presenti con la nostra enogastronomia, con i nostri chef, come stiamo facendo un po' in tutto il mondo, proprio con questo specifico obiettivo. Inoltre, proprio dalla Borsa Mediterranea del Turismo parte un importante progetto messo in campo dalla Regione Calabria e il Ministero del Turismo argentino, Turismo di Ritorno. L'Argentina, quest'anno ospite d'onore a Napoli, conserva un legame stretto con la terra di Calabria, in quanto nei primi anni del Novecento è stata la terra promessa per tanti calabresi sfuggiti alla guerra e alla carestia. È un turismo meraviglioso, il turismo del ritorno. Es un turismo profundamente humano el que estamos propiciando con la Calabria. Y esta idea maravillosa de la Calabria le he pedido al presidente de la regione que me permita extenderla a toda la Italia, a tutta la Italia, porque de esa manera haremos que más familia italiana y più familia argentina puedan reencontrarse, ritornar all'amore, all'affetto della misma famiglia. Oggi in Argentina vive la terza generazione degli emigrati. Molti di essi non conoscono la Calabria, ma sperano di poter vedere prima o poi i luoghi dei tanti racconti dei loro nonni. L'esperienza meravigliosa di questa Borsa Mediterranea è stata proprio
questa occasione che abbiamo avuto col ministro Santos del turismo argentino, che ha con noi inaugurato la Borsa Mediterranea appunto, ed è stato con noi ad una importante conferenza che ha trattato proprio il tema del turismo di ritorno. Noi puntiamo molto sul fatto che ci sono le nuove generazioni di figli di calabresi nati in Argentina, ma di italiani in generale, che oramai costituiscono un'ossatura importante di quel paese, che ha 22 milioni di italiani praticamente, di cittadini con il sangue, diceva il ministro, italiano. Noi puntiamo molto a intercettare anche quel tipo di domanda. Adesso parliamo di dispersione scolastica. Nel Reggino denunciati 10 genitori, vediamo. Dispersione scolastica è un grave problema che colpisce molte aree del territorio calabrese. Periodicamente i carabinieri effettuano controlli e nei giorni scorsi in alcuni centri della Locride i militari hanno verificato le presenze degli alunni. Scuole elementari e medie sotto monitoraggio. A Platì sono stati denunciati 10 genitori, non avrebbero impedito, non essendoci un motivo valido per l'assenza, di far disertare ai loro figli le aule delle scuole che frequentano. L'attività proseguirà anche nei prossimi giorni e non riguarderà solo l'entroterra. Il servizio rientra nell'ambito del programma di collaborazione tra Arma dei Carabinieri, scuole e Ministero per i beni e le attività culturali. In questo stesso programma sono previste attività di formazione ed educazione alla legalità. Ed ora lo spettacolo ci porta a Rendano di Cosenza, vediamo. Il palco del Teatro Rendano di Cosenza ha ospitato il debutto della prima pièce della trilogia gioachimita firmata da Adriana Thoman, Davanti alle mura di Gerusalemme. I protagonisti sono Marco Silani, Mariana Lancellotti e Francesco Antonio Conti. L'azione scenica si consuma in uno spazio virtuale. L'opera si ispira ad un episodio realmente accaduto, in cui una donna salva la vita a Gioachino e da lì inizia un confronto dialettico fra i rappresentanti delle 3 religioni monoteiste del Mediterraneo e si scopre che sono di più le cose che uniscono che quelle che dividono. Centrale è il problema che la figura femminile viene tenuta ai margini della società, viene tenuta ai margini della cultura, della politica, nel corso della storia è stata completamente esautorata e anche il contributo filosofico della donna non è potuto esistere proprio per motivi causati dall'ingerenza delle religioni nella quotidianità delle persone, nelle usanze. Sono state consolidate una serie di tradizioni e di usanze per cui la donna è stata relegata al ruolo all'interno delle mura domestiche, ad un ruolo diciamo di riproduttrice e basta. Davanti alle mura di Gerusalemme è una produzione dell'Associazione Culturale Arciere, distribuita dalla Fondazione Lilli. La Fondazione è particolarmente attenta a tutto quello che riguarda la cultura. Ultimamente, negli ultimi anni, sono numerose le iniziative di carattere culturale che stiamo portando avanti, con lo scopo ben preciso che poi è esattamente quello di sostenere la ricerca sul cancro. Quindi cercare di coniugare buone iniziative di qualità dal punto di vista culturale e soprattutto sostenere la ricerca in maniera concreta. Ed ora il calcio, ai box il Crotone per gli impegni della nazionale. Vediamo il punto delle calabresi di Serie C nel servizio di Gianluca Pasqua. Un mese senza vittorie, ma una classifica che resta più che soddisfacente. Il Rende ospita il Trapani, seconda forza del campionato e più in palla dopo il mercato di gennaio. L'unica squadra capace nel girone di andata di far valere la differenza di valori in campo proprio nei confronti dei biancorossi, battuti per 4-0. Eppure i siciliani non sono una macchina perfetta. Il pareggio con il Bisceglie e la vittoria sofferta con l'Acragas sono indizi che lasciano pensare ad una gara aperta al Marco Robinson. È tornato da Fondi con 2 buone notizie al Cosenza, il ritorno al successo e il primo gol in campionato di Leonardo Perez, un biglietto da visita non di poco conto alla vigilia della partita con l'Acragas. Il tecnico Braglia presenta la sfida con l'ultima della classe, gara facile solo se il Cosenza riuscirà a farla diventare facile. L'Acragas non è allo sbando, l'Acragas, io ho visto la partita con il Trapani, ha fatto una buonissima gara dove nei primi 15 minuti poteva fare 2 gol. Perciò c'è da stare attenti anche perché la terza partita riserva sempre sorprese nel calcio, perciò sarà bisogno di prepararla bene e stare attenti a tutte le cose. Se vinciamo è chiaro che ci mettiamo in una condizione di privilegio.
Il primo punto conquistato da Catanzaro nella gestione Pancaro è un mattone sul quale costruire qualcosa di più stabile. I giallorossi, con Infantino in dubbio per un acciacco al ginocchio, non avranno vita facile a Monopoli. La squadra di Scienza, seppur con qualche amnesia, è diventata una formazione solida. Io preferisco che la mia squadra crei 10, 12, 13 palle gol contro una o due delle altre e non il contrario, perché solitamente quando è così solitamente le partite le vinci. Se non le vinciamo non è sicuramente per un discorso di sfortuna, perché in questo momento effettivamente non siamo bravi poi nel concretizzare e nello stare attenti a non commettere errori dietro. Un giorno in più di riposo per la Regina. Il successo a Cluda Casertana ha portato punti, morale e qualche strascico per le intemperanze tra le panchine, sanzionate dal giudice sportivo e stigmatizzate dal presidente Praticò. Lunedì sera a Siracusa un'altra tappa del percorso salvezza degli Amaranto di Maurizi. Ed ora il tango argentino, protagonista del Divino Jazz di Altomonte. Vediamo. Divino Jazz e non solo, infatti ad Altomonte è andata di scena anche la serata Tango Mon Amour, con le atmosfere argentine dei Sertango in formazione duo e gli appassionati tangheri guidati da Divina Greco. La musica, come accade sempre al Divino Jazz, si è fusa al sapore del buon vino, in attesa delle 2 giornate conclusive di sabato e domenica, che riservano tante altre sorprese. Il sabato cominciamo col trio di Luigi Negroni Jazz, che ci trasporterà in un mondo fantastico di musica e contaminazione, per poi avere in serata lo spettacolo Giulietta e Romeo rivisitato da Antonella Capparelli, e quindi la danza e il jazz insieme che si mescoleranno per cercare chiaramente di, come anche già è successo il venerdì sera col tango e il jazz. Domenica invece è la giornata più piena, anche con tanti appuntamenti. Verranno presentati i lavori del concorso Chuck Weekend. I filmmaker racconteranno Altomonte dal punto di vista culturale e storico, e poi ci sarà una pista teatrale legata al Grand Tour per cercare di, anche questo per valorizzare il territorio. Dopodiché, prima del concerto di Cataldo Perri con lo spettacolo Malura e con la presenza di Checco Pallone e di altri grandi musicisti, sarà la volta del premio Altomonte, che verrà consegnato a dei personaggi che accompagneranno il Festival 2018 in questo percorso della fabbrica culturale. Sarà una giornata molto ricca e intensa, ma soprattutto sarà la voglia di lanciare il seme in questa primavera per la futura stagione. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Dopo il passaggio del fronte freddo, che ha portato un moderato calo delle temperature con nevicate a quote di alta collina su alcune zone della Calabria, nel fine settimana assisteremo ad un peggioramento ulteriore delle condizioni meteorologiche. Peggioramento collegato stavolta ad un profondo minimo alimentato da aria umida di origine atlantica, che dal canale di Sardegna si sposterà velocemente verso est nel corso del fine settimana. Andiamo ora a vedere le previsioni in dettaglio per la nostra regione nelle prossime 48 ore. Domenica mattina i cieli saranno molto nuvolosi ovunque, con fenomeni estesi che risulteranno di forte intensità su Crotonese, Catanzarese, Aspromonte e Alto Reggino. La quota neve sui monti risulterà in rialzo, andandosi ad attestare sui 1400-1500 metri circa. Domenica pomeriggio avremo cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi su Crotonese e sul Cosentino, dove potremo avere deboli piogge sparse, molto nuvolosi su Vibonese, Reggino, Catanzarese ed Alto Ionio Cosentino, con piogge sparse moderate, localmente anche di forte intensità sugli ultimi 2 settori. Diamo ora uno sguardo invece al comportamento dei mari e dei venti. Domenica i venti saranno moderati da sud-ovest su Tirreno centrale e meridionale, moderati da nord-est sul Golfo di Maratea, con mari mossi o molto mossi, bacini mossi o molto mossi anche sullo Ionio, con ventilazione moderata di libeccio prevalente ovunque. Prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.
Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.